Esiste una correlazione tra risonanza magnetica al collo e dolori persistenti di civericalgia o anche mal di schiena? Sì, no, non esistono. Questo è quello che ci dice la scienza, dopo veramente tanti studi non troviamo una correlazione chiara tra dolore persistente cronico e problematiche alla schiena. In particolare nella parte della cervicale sappiamo che C5, C6, C6, C7 sono quelle più usurate, è una questione di invecchiamento principalmente, infatti già dai 30 anni in su di età ci sono delle degenerazioni a questi dischi. È normalissimo, non vuol dire che queste sono delle problematiche sintomatiche. Infatti la maggior parte delle persone non ha problemi. Se andiamo a vedere una persona qualsiasi che troviamo per strada e facciamo una risonanza magnetica al collo e alla schiena, troveremo delle generazioni. Non è detto, anzi probabilmente non è così, non ha dolore quella persona. Quindi le persone che mi mandano delle mail o dei messaggi con risonanze magnetiche chiedendomi, dottore, secondo te questa parte qua puoi dirmi qualcosa sulla mia problematica? Semplicemente una foto. Ti posso dire che è semplicemente normale avere una degenerazione di dischi. Se invece hai subito un intervento o un intervento chirurgico già, oppure hai subito un incidente stradale o un infortunio ad impatto, quindi traumatico, lì ci potrebbero essere state delle problematiche più gravi che vanno a impattare il midollo osseo. Ma qui i sintomi sono totalmente diversi dai sintomi persistenti che normalmente io vedo da dolori cronici. Quindi come facciamo a capirlo? Dobbiamo vedere sia la risonanza magnetica che i sintomi. Nella maggior parte dei casi la tua storia medica parla molto di più, e psicologica e sociale parla molto di più della tua risonanza magnetica. Quindi una volta per tutte, C5 C6, lasciale perdere, non è normalmente un problema se non hai subito un intervento chirurgico o hai avuto un incidente stradale o infortunio ad impatto. Spero di essere stato chiaro fino a qua. Ci vediamo al prossimo video.